A Perugia, per Perugia-Brescia, Antonello Brughini. Il Perugia non vince da 5 turni, ha vinto solo una volta nelle ultime 10 partite, eppure la squadra umbra è lì in zona playoff. Il presidente Santopadre, imprenditore di Fiano Romano, ha ribadito in settimana la volontà di correre per la Serie A. Sul cammino del Perugia oggi c'è il Brescia, reduce dal KO di Frosinone. In trasferta le rondinelle solitamente volano basso, soffrono, hanno raccolto solo 7 punti sui 27 complessivi della classifica attuale. Le formazioni, partiamo dal Perugia. Cristian Bucchi alla fine ha scelto questi 11. Alberto Brignoli è il portiere, Del Prete volta, Monaco di Chiara in difesa, Brighi, Ricci e Desi a centrocampo, Mustacchio, Forte e Guberti sono i 3 attaccanti. Il Brescia con Michele Alcari tra i pali, Fontanesi, Blanchard e Calabresi in difesa, Untersi, Bisoli, Martinelli e Perce in mezzo al campo. In avanti giocheranno Bonazzoli, Andrea Caracciolo e Mauri. L'arbitro della partita è Livio Marinelli della sezione di Tivoli, per lui nono gettone in Serie B Studio. 5 minuti al Renato Curi, è 0-0 tra Perugia e Brescia, ma la squadra di casa allenata a Bucchi è partita fortissimo. Al secondo minuto Brighi, l'ex centrocampista del Bologna, anche adesso in possesso di palla, ha fallito una ghiottissima opportunità calciando a lato, al volo, da posizione molto favorevole. 2 minuti più tardi Mustacchio, egoista, non ha visto Guberti praticamente solo davanti al portiere, solo a non più di 3-4 metri, ha preferito tirare e a quel punto Michele Arcari, l'espertissimo portiere della formazione lombarda, ci ha messo il corpo, ci ha messo i guanti e ha respinto la conclusione del neo attaccante perugino. Calcio di punizione ancora in favore del Perugia, siamo al 6° minuto, Perugia 0, Brescia 0, linea Salerno. È il 14° minuto, attenzione a Ricci, siamo all'interno dell'area di rigore, ci prova il centrocampista in maglia rossa del Perugia ma commette fallo in attacco, calcio di punizione in favore del Brescia. Come detto, 14° minuto allo stadio Renato Curi, 0-0 tra Perugia e Brescia, con il Perugia assoluto padrone del campo. All'11° minuto Del Prete prima e Guberti poi hanno messo realmente paura all'estremo difensore del Brescia Michele Arcari, 38 anni. Michele Arcari che adesso si appresta a rinviare il pallone lungo con i piedi con tutta tranquillità. Siamo esattamente al quarto d'ora, Perugia 0, Brescia 0, Salerno. Il capolavoro di Michele Arcari, il portiere del Brescia, che praticamente ha tolto dal set il destro di Matteo Ricci, una sventola da circa 20 metri, era indirizzata come detto all'incrocio dei pali, sembrava fatta, almeno dalla nostra postazione naturalmente, ma il bravissimo portiere del Brescia si è allungato e con la punta del guanto è riuscito a mettere il pallone in calcio d'angolo. Si gioca praticamente a una porta con la squadra di casa costantemente nella metacampo del Brescia, ma siamo al 20° minuto e siamo ancora sullo 0-0 tra Perugia e Brescia. Brescia copertissimo, grande lavoro a centrocampo di Bisoli, Martinelli e dello stesso Perce, il croato arrivato in prestito dalla Lazio. Ci prova ancora la squadra allenata da Cristian Bucchi con Jacopo Desi, adesso il pallone tra i piedi di Francesco Forte. Spezia in vantaggio, Djokovic, 17°, Spezia 1, Ternana 0, a te. Attenzione adesso a Mustacchio, la conclusione dell'ex attaccante della Pro Vercelli, il pallone in diagonale termina sul fondo ma di pochissimi centimetri. Perugia ancora vicinissimo al vantaggio, siamo al 20° minuto, Perugia 0, Brescia 0, Salerno. Dalla destra di Sciaudone per il colpo di testa Francesco Forte per il vantaggio del Perugia. Il 21° minuto, dunque cambia la situazione allo stadio Renato Curi, Perugia 1, Brescia 0, il gol molto bello di testa di Francesco Forte. A te la linea. La nuova situazione dunque allo stadio Renato Curi, siamo al 25° minuto, Perugia 1, Brescia 0, un vantaggio praticamente annunciato quello del Perugia, perché la squadra di casa allenata da Cristian Bucchi praticamente da subito ha messo sotto il Brescia. Vi raccontiamo rapidamente il gol, c'è stato un cross millimetrico del capitano del Perugia Del Prete dal settore di destra, lo stacco perfetto di testa di Francesco Forte e la palla a fil di palo. Stavolta nemmeno l'espertissimo e pur bravo Michele Arcari, il portiere del Brescia, è riuscito ad intercettare il pallone, che è terminato come detto in rete per Francesco Forte. 17° gol stagionale, il secondo con la maglia del Perugia. Ricordiamo che 15 reti Forte le ha messe a segno con la maglia della Lucchese in Lega Pro. Siamo adesso arrivati al 26° minuto, Perugia 0, Brescia 0, Salerno. Il pareggio del Brescia a sorpresa, il 35° minuto, ha segnato sempre lui, ha segnato l'ex Andrea Caracciolo. Dunque cambia ancora la situazione allo stadio Renato Curi, Perugia 1, Brescia 1, il gol di Andrea Caracciolo. A te la linea.
A Perugia dunque il Brescia è riuscito a riportare questa partita sui binari dell'equilibrio. Siamo al 36esimo minuto e siamo sull'1-1 dunque tra Perugia e Brescia. Qualche istante fa, lo abbiamo raccontato in diretta, il gol dell'ex, il gol di Andrea Caracciolo. C'è stata un'incertezza difensiva del Perugia. Caracciolo in pratica si è trovato sui piedi il pallone praticamente dal disco del rigore, ha guardato il portiere e non ha avuto alcuna difficoltà a infilare l'estremo difensore del Perugia Alberto Brignoli con un tiro praticamente a fil di palo sul quale nulla ha potuto, come detto, Brignoli. Dunque attenzione Brughini, calcio di rigore per il Frosinone, un fallo di mano in area di Coppolaro. Stanno protestando i giocatori del Latina, chiederemo la linea poi per la battuta. A te. D'accordo Graziani, dicevamo dunque che il Brescia, che era cresciuto negli ultimi 4-5 minuti, in pratica ha concretizzato la sua mole di lavoro. Siamo al 37esimo minuto, Perugia 1, Brescia 1, Salerno. Sta per cominciare la ripresa, 1-1 dunque dopo i primi 47 minuti. Ricordiamo i marcatori: Francesco Forte per il vantaggio del Perugia al 21esimo minuto, il pareggio del Brescia con Andrea Caracciolo al 34esimo. È stato comunque un primo tempo dominato in lungo e largo dal Perugia, che per 35 minuti ha messo alle corde gli ospiti, ha segnato come detto Forte. Hanno sbagliato soprattutto nel Perugia Mustacchio e Del Prete. Il Brescia è sornione e Andrea Caracciolo, sempre lui, non si è fatto pregare, ha capitalizzato in pratica l'attaccante delle rondinelle, il primo pallone giocabile, e ha fulminato Alberto Brignoli. Adesso è cominciato il secondo tempo, siamo nel primo minuto, Perugia 1, Brescia 1, Salerno. È un assedio del Perugia alla porta del Brescia, la porta difesa da Michele Arcari. Siamo al 12esimo minuto, ma siamo ancora in parità. 1-1 dunque tra Perugia e Brescia, con la squadra di casa allenata da Cristian Bucchi, che qualche istante fa con il giovanissimo Matteo Ricci ha colpito anche un palo, praticamente conclusione a botta sicura del numero 8 del Perugia, con il portiere battuto. Il pallone, come detto, si è stampato sul legno alla sinistra del portiere. Ancora Perugia in possesso di palla con l'ex bolognese Brighi. Siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Brighi cerca e trova la collaborazione ancora del dinamico Ricci, che viene messo giù. Calcio di punizione in favore dei Grifoni. 13esimo minuto, Perugia 1, Brescia 1. Torniamo a Salerno. 25esimo minuto anche alla Curi, 1-1 tra Perugia e Brescia. Qualche istante fa ancora Perugia vicinissimo al vantaggio. Brighi per Guberti, sicuramente tra i migliori del Perugia, l'ex attaccante del Bari. Colpo di testa sotto misura dell'attaccante del Perugia, il pallone però si è impennato e è terminato sul fondo. Adesso ci prova ancora la formazione di casa, ancora Brighi, stavolta fermato molto bene dall'Oio. Se ne va il Brescia, Andrea Caracciolo, attenzione, lancio in profondità per Bonazzoli, la conclusione di Federico Bonazzoli e c'è il vantaggio del Brescia. Siamo al 25esimo minuto, dunque passa in vantaggio la formazione ospite con questa azione in contropiede, il suggerimento di Caracciolo per Federico Bonazzoli, che ha avuto il tempo di guardare il portiere e con il piede sinistro praticamente lo ha superato con un prezioso pallonetto. Dunque la nuova situazione allo stadio Renato Curi, mentre fanno festa i circa 100 tifosi del Brescia. Perugia 1, Brescia 2, ha segnato Bonazzoli. Andiamo a Salerno. Di contropiede il pareggio del Perugia, esattamente alla mezz'ora ha segnato Mustacchio. Dunque la nuova situazione allo stadio Renato Curi, Perugia 2, Brescia 2. Il primo gol con la maglia biancorossa di Mattia Mustacchio. A te la linea. 35esimo, Pisa 1, Virtus Entella 1, Perugia. E c'è il vantaggio della formazione di casa, a sorpresa la papera dell'esperto portiere del Brescia Michele Arcari. Il pallone si è insaccato alle spalle del portiere, non riusciamo francamente a capire chi sia stato il giocatore in maglia biancorossa a mettere il pallone alle spalle appunto di Arcari. Colpevole comunque, un gravissimo errore quello del portiere. La nuova situazione, emozioni veramente a non finire. Perugia 3, Brescia 2, dunque con la papera del portiere del Brescia. Prima il Perugia era riuscito a riequilibrare la situazione con la rete dell'ex attaccante della Provercelli Mustacchio per il 2-2, poi qualche istante fa, ve l'abbiamo praticamente raccontato in diretta, Arcari non ha trattenuto il pallone da 7-8 metri praticamente da terra. Un giocatore del Perugia, forse Francesco Forte, ha messo dentro il pallone del 3-2. Dunque la nuova situazione, Perugia 3. Sì, confermiamo il gol di Francesco Forte, dunque doppietta per l'ex attaccante della Lucchese, che è stato anche ammonito perché si è tolto la maglia e è corso sotto la curva nord. Dicevamo la nuova situazione, Perugia 3, Brescia 2, Salerno.
3 minuti più recupero al termine di una partita vincente. Perugia 3, Brescia 2. Dunque la squadra umbra, allenata da Christian Bucchi, che qualche minuto fa è stato espulso per proteste, è riuscita a capovolgere la situazione dall'1-2 al 3-2 grazie alle reti di Mustacchio, l'ex attaccante della Pro Vercelli, e soprattutto al gol sotto misura di Francesco Forte. Per Forte terzo gol con la maglia del Perugia in 2 partite che acquisto, questo da parte della società del presidente Santopadre. Perugia che attacca ancora proprio con Forte, siamo sulla 3/4, adesso c'è Acampora che spinge, siamo al 43esimo minuto, Perugia 3, Brescia 2 Salerno. E a Perugia è appena terminata la partita, dunque il finale dello stadio Renato Curi, Perugia batte Brescia 3-2, per il Perugia la doppietta di Francesco Forte, il primo gol con la maglia biancorossa di Mattia Mustacchio, per il Brescia il gol di Andrea Caracciolo e di Federico Bonazzoli. Studio.